Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati qui per un nuovo speciale, qui direttamente dai nostri studi di Vittorio Veneto. Insomma, è arrivata l'estate, ci sono le giornate anche che si stanno allungando, le giornate più lunghe, la temperatura è ben più calda rispetto a quella delle scorse settimane e iniziano anche le prime iniziative, anche così culturali, ricreative, che da sempre animano l'estate vittoriese. Oggi ci concentreremo a San Giacomo di Veglia e per parlare di una iniziativa che sta per prendere il via ho il piacere di avere qui in studio Aldo Marcon, presidente dell'associazione Tracontrade di San Giacomo di Veglia. Buonasera a tutti. Eccoci qui. Allora, possiamo già intanto dire che l'iniziativa di cui vi parleremo in questa occasione si intitola Magie al Parco. Ci sono tutta una serie di serate, il programma è molto ricco, variegato, avremo modo di parlarne nel corso di questo speciale che possiamo dire ci fanno annusare aria di normalità. Insomma, ecco, dei concerti, degli spettacoli, insomma, cose a cui purtroppo negli ultimi mesi non eravamo più stati abituati. Ma prima di parlare di Magia al Parco, io chiederei appunto al presidente Marcon di raccontare anche ai nostri telespettatori quello che è l'operato dell'associazione Tracontrade. Facciamo un po' di storia. Diciamo che siamo abituati in questo ultimo periodo, ultimi anni, a riconoscere Tracontrade come colei che promuoveva il Luglio Sangiacomese e il pane vin. Direi che è un po' riduttivo questo, perché Tracontrade ha come finalità propria, che è evidente nello statuto, la formazione della persona, la crescita della persona, sia a livello sociale che anche cristiano. Quindi credo sia importante cogliere questo concetto, perché di fatto è quello che dà l'identità all'associazione, che magari dietro alle attività che fa non si percepisce. Quindi credo sia importante questo. Il valore più profondo sia quello della comunità, che è un termine che oggi viene molto anche sfruttato come termine, però ha perso un po' qual è il valore, il significato personale. Quindi oggi si parla tanto, però il costruire la comunità è la cosa più importante, perché dietro al costruire la comunità c'è proprio la costruzione di un tessuto sociale che guarda anche al portare avanti il bene comune, all'essere attivo all'interno del proprio paese. Quindi riteniamo che questo sia veramente un obiettivo da perseguire. La fatica è costruire ogni giorno, perché la comunità non è una costruzione definitiva, è una cosa che si costruisce piano piano attraverso le relazioni, è proprio un percorso che le persone fanno per darsi un'identità dove si ritrovano, perché l'identità del fare le cose insieme è quell'identità che definisce la comunità dove io sono. Ecco, bella questa sintesi che ci riporta un po' ai numerosi anche gruppi ricreativi che esistono sul territorio e che derivano da quelle realtà magari storicamente i vari gruppi parrocchiali o le Proloc eccetera eccetera, che appunto hanno così al loro interno il fare comunità. Il fare comunità è il motore che appunto li spinge a creare e realizzare tante iniziative. Dove opera la vostra associazione e anche da quante persone è composta? La nostra associazione opera di fatto a San Giacomo, nell'area del Parco Dan e dietro al Brolo, quando c'è il pane vin, così oggettivamente sì, definendolo. Le persone in questo momento diciamo che sono pochine, perché avendo perso in questi ultimi anni le attività più grosse tipo la Sagra e il pane vin, cioè la cosa sia un po' ristretta, perché se non c'è l'attività, come dicevo prima sul costruire la comunità, viene meno anche il fatto che le persone ci siano. E è proprio questa è la spinta che vogliamo dare come associazione, ripartire per poter crescere anche come associazione Tracontrade. Oggi, a dire il vero, siamo una 10-12 persone che stanno ancora
continuando in questa situazione. Quindi diventa anche un po' una promozione questo modo di lavorare e di partire in questo momento. Certo, lei ha citato l'area del Parco Dan, che insomma nota ai vittoriesi, molto frequentata anche nelle estati normali, diciamo così. L'anno scorso, insomma, tutti ci ricordiamo che il 2020 è stato un po' una bolla, per così dire, anche se qualche evento è stato comunque organizzato dalla vostra associazione, però insomma la normalità vedeva un afflusso di persone molto notevole in quell'area che è anche molto vasta. Anche perché c'erano delle attività agganciate tipo quella di Cave Sonore, Rock for Eye, che in questi anni purtroppo anche loro hanno subito il problema del Covid. No, volevo dire qualcosa sull'area perché mi sembra un punto essenziale. Non so se voi siete mai passati per l'area di sabato e domenica, sembra un contenitore vuoto. A me piace invece pensare l'area Parco Dan un'oasi all'interno di un paese. Ma ritorniamo al concetto di oasi. L'oasi, se la pensiamo nella sua voce più forte, la pensiamo nel deserto. Che cos'è l'oasi? È quel posto dove la gente si ferma, si ristora, cresce, mangia, vive insieme. Cioè, ritorniamo al luogo dove si può costruire qualcosa insieme. Ritengo e riteniamo anche come associazione sia importante rivitalizzare questa oasi perché abbiamo bisogno anche di costruire un qualcosa di unico all'interno di un luogo. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi siamo abituati anche come persone a vivere la nostra esperienza a settori. Adesso lavoro, poi mangio, poi mi diverto. Io dico, l'oasi inserita all'interno di un tessuto che è prettamente lavorativo può aiutare proprio anche a fare questo passaggio in più, dire questo luogo diventa anche propositivo per la crescita delle persone, quindi dare anche un significato diverso all'organizzazione del territorio. Ecco, questo mi sembrava molto importante perché dà proprio lo spirito. È bella questa riflessione e soprattutto è vero, è proprio un'oasi inserita all'interno di un'area industriale, tanto cemento, tanta industria appunto che dà lavoro a tantissime persone, però appunto è bello vederla sotto quest'ottica, diciamo così. Questo per quello che riguarda l'area del Parco Dan. Se passiamo a magie, sì. Ecco, il motivo che ci ha spinto. Diciamo che è un po' il mettere insieme il concetto di comunità e il concetto di oasi. Questo è un po' quello che ci ha spinto a partire con Magie. È stata un'idea di Tracontrade, ancora noi siamo partiti con tanta fiducia e tanto ottimismo ancora ai primi di marzo, quando non si intravedeva ancora tanta luce all'orizzonte. E abbiamo provato a capire cosa potevamo proporre alla gente anche per potersi ritrovare in sicurezza. Questa è un'opportunità, avendo il luogo, ci siamo organizzati. Spazio ce n'è in abbondanza, quindi non c'è problema di distanze in quel posto, certo. Anzi direi. Allora ci è venuta questa idea, perché non provare a fare degli eventi musicali e anche di teatro? E qua devo dire che ancora una volta è emerso il senso della comunità, perché ci siamo confrontati con queste orchestre, con la compagnia teatrale del paese, e insieme abbiamo un po' fatto la costruzione di questo percorso di Magia al Parco, perché proprio avevamo bisogno anche noi di essere aiutati nell'organizzare, nel fare, perché non possiamo conoscere tutto, e allora veramente è trapelato l'aiuto di mettersi insieme, perché ognuno sapeva del suo campo e mettendo tutto insieme siamo riusciti a costruire questa cosa. È stata la possibilità anche per ricostruire certe relazioni
che erano diciamo vecchie tra virgolette nel tempo si erano perse e si sono ritrovate in questa occasione, quindi veramente bello sotto questo punto di vista. E è bello anche il sottotitolo che avete scelto: quando musica, poesia, storia, natura sono ristoro per l'anima. Questo è una bella chiosa che sintetizza anche quello Sì. di cui stavamo parlando qualche istante fa. Il primo appuntamento, e qui entriamo un po' nello specifico del programma, sarà sabato 19 giugno. Che cosa avete proposto in questa prima serata? Volevamo dare una cosa un po' particolare, un po' di musica che non fosse moderna, però che ci fosse all'interno la poesia della modernità, quindi una musica fatta da un'orchestra, però cantando le parole di De André ci sembrava fosse la cosa più bella che si poteva fare. Chiara Ensemble è maestra in queste cose, quindi è per quello che dico ci hanno aiutato molto. In più ci hanno messo anche lo zuccherino sopra dicendo facciamo sì De André, ma e oltre. Quindi ci sarà anche qualcosa di nuovo all'interno di questo percorso che loro normalmente fanno. Quindi si spazierà? Sì, faranno degli extra su altri cantautori. Ecco, quindi 19 giugno, orchestra Chiara Ensemble, concerto omaggio a De André e non solo. E non solo. Appunto l'orchestra è diretta da Giuliano Pavan, le voci soliste saranno quelle di Stefano Dall'Ermellina e Roberta Brum. Quindi questo sarà l'esordio. Esatto. Poi si passa al 26. Al 26 dove abbiamo il coro Code di Bosco, che è un gruppo molto grosso formato da persone di tanti luoghi, quindi anche qui il senso della comunità, tanti luoghi, tante voci che si mettono insieme per costruire un canto che è un po' un canto di montagna, e anche qua però ti dicono e oltre, cioè non fanno solo il canto di montagna, perché chi li conosce sa che sono anche loro un po' particolari su queste cose, hanno la voglia di mettere qualcosa di diverso all'interno di un copione, se vogliamo dire, quasi prestabilito. Ecco, questa è in sintesi un po' la seconda serata. Questo è l'appuntamento della seconda serata, quindi sempre un sabato 26 giugno. Passiamo a luglio, sabato 3 luglio, Sacile Swing Orchestra. Sacile Swing Orchestra. Questa è una cosa un po' particolare, perché quello che ci piaceva era proprio dare un'immagine ampia anche di musica e di canto, quindi non fare un triduo di stessa tipologia di musica, ma abbiamo proprio spaziato perché crediamo sia importante anche crescere sotto certe cose, magari non le abbiamo mai sentite, ma hanno un valore importante, soprattutto questa che è un po' più particolare e richiama un po' la musica americana, il swing e queste cose. Credo sia una novità bella per le nostre zone, non la sento tanto spesso e forse ci abituerà anche a un altro modo di sentire la musica. Perfetto, andiamo avanti. Venerdì, questa volta 9 luglio, si passa al teatro, quindi dopo i concerti si passa al teatro. Quindi il 9 luglio? Anche qui, grazie alla nostra compagnia di teatro vittoriese, hanno contattato questa compagnia che è di Caorle e per noi il teatro diventa un po' uno spaccato di vita, cioè le rappresentazioni teatrali sono uno spaccato di vita. Questa prima rappresentazione riprende un po', purtroppo mi sembra di essere quasi pedante, ma riprende un po' il senso della comunità, perché parla del matrimonio, in chiave chiaramente molto, come possiamo dire, comico, sentimentale, ironica, però alla fine dà anche un senso di riflessione alle persone che lo vedono, perché oggi sappiamo che anche questo è un po' in crisi come istituzione e quindi loro ci mettono davanti un po' questa realtà del matrimonio.
quindi un gruppo teatrale direttamente da Caorle. Si conclude questa rassegna, chiamiamola così, venerdì 23 luglio, questa volta la compagnia sempre di teatro è Vittoriese. Sì, il Teatro Veneto non potevamo che chiudere Certo. con chi è di casa, insomma, i nostri, quelli che ci aiutano di più, chiamiamoli proprio i nostri, che ci vogliono rappresentare anche qua una scena tipica della vita quotidiana, dove ci sono questi buontemponi ricchi che invitano ogni settimana il mercoledì una persona per farlo passare per cretino, perché si chiama la cena dei cretini. Però una volta accade qualcosa di diverso, e qua vi lascio il punto di domanda, perché vi toglierei il bello del vederla, insomma. La sorpresa. La sorpresa. Esatto. Allora, questo è il programma di Magie al Parco. La location, la sede, l'abbiamo detta, il Parco Dan di Vittorio Veneto, quindi spazi molto ampi, non ci sono problemi di nessun tipo, però è necessaria la prenotazione, certo. Quindi diamo tutte le informazioni necessarie anche in questo caso. Sì, per prenotarsi bisogna entrare nel sito di tracontrade.it e si trova una maschera dove ci si può prenotare su tutti gli eventi. Sì. Bisogna quindi entrare nel vostro sito, il sito è accessibile anche dalle vostre pagine social, quindi si trova un po' su Facebook, un po' dappertutto, diciamo così. Allora, direi che questo è il contesto in cui l'associazione Tracontrade ha deciso di ripartire, di lanciarsi in questa avventura, in quest'estate 2021, che appunto speriamo possa essere portatrice di tanti eventi alla vecchia maniera, mi sento di dire, cioè in presenza, eccetera. Lascio gli ultimi istanti di trasmissione ad Aldo Marcon per invitare ovviamente i nostri telespettatori, e anche se c'è da fare qualche ringraziamento ulteriore. Sì, io ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato e hanno creduto in queste magie al parco, perché veramente c'è proprio bisogno anche di credere nelle cose. Quindi in primis credo il consiglio di Tracontrade, che pur nelle difficoltà delle poche persone però ha creduto fino in fondo a questo. Ringrazio i gruppi, le orchestre, il gruppo teatrale che ci hanno sostenuto e aiutato proprio nella programmazione, nell'impostazione un po' delle serate. Poi ringrazierei anche il sindaco, che si è dato molto da fare per queste cose, e gli uffici anche del comune che ci hanno un po' aiutato in questo. L'invito ai nostri telespettatori? Ma l'invito è, io lo chiuderei così: lasciamoci trasportare dalle magie al parco. Giusto, giusto. Quale chiosa migliore, giusto? Lasciamoci trasportare. Appunto, adesso le serate sono più lunghe, sono calde, ma insomma lì tra l'altro c'è sempre anche una temperatura esatto, c'è un'arietta che sembra quasi incredibile. Me lo ricordo dai tempi di Rock for Isle, che si stava veramente bene, e quindi appunto diamo la possibilità ai vittoriesi di fruire di questi spettacoli a seconda dei vostri gusti, come avete avuto modo di sentire ed ascoltare. Ce n'è per tutti, perché il programma è veramente ampio e spazia. Io ringrazio Aldo Marcon per essere stato qui nei nostri studi, presidente dell'associazione Tracontrade. Grazie mille per essere stato qui con noi, e io do l'appuntamento alla prossima ai nostri telespettatori. Grazie a tutti. Grazie a voi.